Dal diario di Frate Notizia. Oggi fu il giorno di letizia per lo convento e per li frati tutti, che ci recammo sospinti dal libeccio a coglier qualche fungo mangereccio. Si fa subito avanti Cimabue, che se una cosa fa, ne sbaglia due. Quatto quatto, con fare assai furbesco, raccoglie un fungo grosso, gigantesco, ma un ghiro che rimane senza tetto, a Cimabue col fungo fa lo sgambetto. Cimabue, Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due. Or Cimabue con fare risoluto un campo di maxifunghi ha rinvenuto. Ne coglie uno, un altro e un altro ancora. Ma il ghiro anche qua sotto ha la dimora e stanco con la luna di traverso spara Cimabue nell'universo. Cimabue, Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due. Ma che cagnara! Sbagliando si impara! Andammo alla ricerca in 22 e quando ritrovammo Cimabue, per festeggiare l'operiglio corso, frate Priore, che è un intenditore, tirò fuori un liquore al mondo raro. Don Bairo, l'uvamaro. C'è l'amarissimo, c'è l'amaro amaro, ma io bevo Don Bairo, l'uvamaro. È moderatamente alcolico, è a base di uve selezionate ed erbe eccellentissime. È Don Bairo. È Don Bairo l'uvamaro. C'è l'amarissimo, c'è l'amaro amaro, ma io bevo Don Bairo, l'uvamaro, l'amaro moderatamente alcolico.